Se in una dialettica democratica si arriva a una posizione, questa è maggioritaria, questa si tiene. Non ti va bene, sei minoranza, accetti la volontà della maggioranza. Questo per me è un partito. E credo che su questo ci si possa ritrovare. Non fosse così, allora credo che giustamente si possono essere tranquillamente e serenamente anche altri percorsi. Duro attacco di Rosanna Filippina agli scontenti del Partito Democratico, pronti a lanciare la sfida durante l'Assemblea Nazionale del PD, in programma sabato e destinata a individuare un nuovo segretario dopo le dimissioni di Bersani. La parlamentare trevigiana Laura Puppato ha riassunto questo scontento in un documento di 3 pagine che mette in discussione il governo delle larghe intese, ma non ci sta a passare per quella che vuole dividere il partito. Il dibattito è sacrosanto, è libero. Francamente non condivido le posizioni di Laura Puppato, ma questo ci sta nella dialettica. Ma non so a cosa si riferisca Filippin, forse non ha letto il documento, è un documento che rafforza e chiede di rafforzare il Partito Democratico con chiarezza e determinazione. È un documento oltretutto che induce a ragionare in ordine al fatto che abbiamo un Parlamento finalmente molto nuovo e fatto di figure assolutamente competenti, assolutamente nulla di eversivo, anzi assolutamente positivo, perché questo è il nostro dovere prima di tutto, non semplicemente accondiscendere alle necessità del Berlusconi di turno. Di certo individuare il segretario sembra essere la priorità per tutto il partito, compresa la base veneta. In gioco c'è il futuro del PD. Può essere il tracollo in cui riusciamo a distruggere definitivamente ciò che avevamo provato a costruire in 5 anni di durissimo lavoro, oppure è il momento in cui voltiamo pagina. Il documento di Laura Puppato potrebbe raccogliere i consensi di una quarantina di parlamentari e prende in considerazione anche di rivedere il rapporto con il Movimento 5 Stelle e SEL, al momento fuori dall'accordo PD-PDL e dal governo. Io vorrei che il PD fosse destinato a far crescere il proprio consenso, che sta assolutamente diminuendo in relazione alle scelte fatte, cercando invece di raccogliere quel consenso che è andato altrove, in molti casi al Movimento 5 Stelle, perché non hanno rinvenuto nel Partito Democratico sufficiente determinazione.